Stamattina con l'inaugurazione di questo splendido murales realizzato da un'artista siriana, Diala, diamo il via a questo progetto, il Polo delle Arti, con il quale speriamo di aprire questi spazi, gli spazi della Masseria Moncada, non solo ai nostri alunni, quindi agli alunni che frequentano tutti i plessi della nostra scuola, ma a tutti gli alunni che frequentano le scuole del territorio e ai loro genitori, quindi alle famiglie. Raccoglieremo le proposte, in parte lo abbiamo già fatto nell'incontro dell'altro ieri, continueremo a farlo, le proposte di varie associazioni, sono numerosissime le associazioni che vogliono collaborare con noi per portare le loro attività dentro il Polo delle Arti, che darà il via ad attività laboratoriali di musica, pittura, ceramica, cucito, quindi sartoria, cucina e quant'altro, sperando che, così come accade con il patrocinio del MOVI, il Movimento dei Volontari Italiano, in altre 17 città d'Italia, questi spazi possano diventare un presidio di legalità, un presidio di opportunità, di aggregazione. E noi speriamo cosa? Speriamo che di questo progetto si innamori il territorio. Dicevo poc'anzi all'apertura dei lavori, esattamente come è stato per la Porta della Bellezza, questa grande opera d'arte che da tanti anni viene assolutamente curata, rispettata e ammirata da tutto il territorio, che fa in modo che davvero non venga assolutamente scalfita. Ecco, noi speriamo che tutto il bacino d'utenza sul quale ricade questo spazio possa comprendere che il bello può nascere qui se tutti diamo una mano, innanzitutto tutelando la sicurezza di questi spazi, affinché possano crescere, affinché possano nel tempo, perché alla fine di questi 4 anni durante i quali ci saranno, le associazioni avranno dei finanziamenti minimi, dovremo invece andare avanti da soli, quindi diventare assolutamente autonomi nella gestione degli spazi.